Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda questa edizione flash del mattino. Due persone sono state soccorse dal personale medico-infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un sinistro che si è verificato poco prima della mezzanotte a San Quirino. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri si sono scontrate due auto in un impatto frontale. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'auto medica, entrambe provenienti da Pordenone. Hanno attivato chiaramente le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Il personale medico ha preso in carico i due feriti che sono stati successivamente trasportati, per fortuna non in gravi condizioni, all'ospedale di Pordenone. Terzo giorno di Gusti di Frontiera a Gorizia, molti gli stand e le aree tematiche dedicate alla cultura enogastronomica di tutto il mondo. Le vie principali del capoluogo del Friuli Isontino animate in lungo e in largo da persone in arrivo da tutta la regione, dal Veneto, dall'Austria, Slovenia e Croazia. Massimo impegno per dare ai visitatori un servizio completo. Le aree park all'esterno della città, dove è possibile l'interscambio con i bus navetta che collegano in pochi minuti con la festa. Treni straordinari da Udine, Monfalcone e Trieste fino alle 2 del mattino. Le previsioni, dopo la giornata uggiosa di ieri, promettono sole e caldo, buon viatico per chiudere in delizia il weekend goriziano. Sono stati circa 300 tra professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo a partecipare alla quarta cerimonia del Tocco dell'Università di Udine, la festa dell'appartenenza all'Ateneo Friulano. Il rettore Roberto Pinton e il prorettore Andrea Caffarelli hanno consegnato a tutti un riconoscimento simbolico personalizzato per ricordare tre momenti significativi della loro carriera universitaria tra il 2019 e il 2022: l'assunzione, la progressione di carriera, la quiescenza. Assieme ai protagonisti della cerimonia, parenti e amici hanno affollato, mattina e pomeriggio, l'aula Strasoldo dove si è svolto l'evento. Il tocco è il caratteristico copricapo che simboleggia l'appartenenza al corpo accademico. La cerimonia, che prende il suo nome, vuol essere un tributo a chi, nei diversi ruoli, contribuisce al progresso dell'Ateneo friulano. Domani, domenica 24 settembre, si conclude il Festival Assaggi Passaggi Messaggi, organizzato dalla magnifica comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio. 3 giorni e 50 eventi in Valcellina, Val Tramontina e Val Colvera per vivere e conoscere la realtà delle Dolomiti Friulane. Appuntamento con tantissimi eventi adatti a tutta la famiglia nei comuni di Ertocasso, Barcis, Claut, Cimolais, Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra, Frisanco e Meduno. Visite guidate, escursioni sul ponte tibetano, passeggiate nella natura, trekking con gli animali, il forest bathing nella foresta del Prescudin per riconnessione profonda con la natura, la caccia al tesoro per adulti e bambini, i corsi di cucina e ovviamente tutte le degustazioni con i prodotti del territorio a partire dalla colazione ertana. Chiudiamo qui questa edizione flash, grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Vi ricordiamo che le ulteriori news sono possibili da visitare e leggere sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti